Oggi un interessante convegno su Eraclea Minoa e sulle probabili soluzioni per la sistemazione e la fruizione finale del Tempio. Sì, è un'attenzione che abbiamo messo da un paio d'anni sul sito di Eraclea Minoa e sulle condizioni del teatro. Abbiamo lavorato in questi anni a perfezionamento dei dati della conoscenza e oggi ci sarà un approfondimento scientifico per quello che riguarda la problematiche dovute al restauro di questa pietra che è molto delicata, alle problematiche relative alla copertura e nel complesso alla valorizzazione dell'area. Verrà pure presentato nel pomeriggio il bando internazionale per il concorso di idee per la progettazione delle opere di restauro e di fruizione e della copertura del teatro di Eraclea Minoa, quindi è un'occasione importante per cercare di avere una soluzione per un problema che si è trascinato da oltre 30 anni e che vogliamo finalmente ripartire per dare alla fine un sito valorizzato e con condizioni di restauro ottimali. Che tempi ci saranno ipoteticamente per la sua realizzazione? Ma noi entro il prossimo mese pubblicheremo il bando per il concorso internazionale di idee, poi ci saranno le procedure del bando, saranno alcuni mesi, dopodiché si arriverà all'idea progetto, poi si passerà alla richiesta di finanziamento per poter realizzare quello che il bando porterà come vincitore della migliore idea compatibile con il sito e compatibile con una valorizzazione a 360 gradi. Oggi qui al Casa San Filippo, la sede del parco, per lanciare un'iniziativa relativamente al recupero del teatro di Eraclea Minoa, un concorso di idee a livello internazionale. Ecco, quale sarà il suo apporto all'iniziativa, professore? Sì, allora io mi sono occupato del problema della conservazione delle pietre del teatro già nel 1995 e ho fatto degli studi preliminari di laboratorio che sono serviti poi per la messa a punto dei materiali e dei metodi di intervento per il consolidamento della pietra. La pietra del teatro purtroppo è molto diciamo, di cattiva qualità ed è particolarmente difficile da conservare per la presenza del gesso e quindi diciamo, il problema si risolve eliminando il più possibile il contatto dell'acqua, sia quella meteorica che di risalita, con la pietra e consolidando la pietra con delle sostanze, diciamo, in particolare il silicato di etile, che depositano della silice che lega un po', diciamo, le particelle componenti la pietra stessa. Quindi finalmente, diciamo, si potrà levare quella copertura orrenda, oserei dire. No, il problema è che ci vuole comunque una copertura perché, come ripeto, l'acqua è il nemico principale e quindi bisogna consolidare la pietra ma anche nel contempo trovare un sistema di drenaggio per eliminare, diciamo, la percolazione dell'acqua e l'assorbimento di acqua dal terreno e poi per eliminare soprattutto le piogge, quindi l'acqua di pioggia, quindi consolidamento da un lato ma dall'altro anche la protezione. Che tempi si prevede di realizzazione? Questo io non glielo so dire, dipende un po' dal progetto che verrà fatto e deve essere un progetto, diciamo, onnicomprensivo, quindi studiato anche per diciamo, tener conto dell'ambiente specifico che è un ambiente marittimo che è sottoposto a venti molto forti, quindi la copertura dovrà essere fatta in modo da resistere anche a queste sollecitazioni, diciamo, naturali e poi dipende anche, non so, credo dai finanziamenti, quindi progettualità e finanziamento. Oggi lei è qui per dare il suo contributo attivo e fattivo affinché si possa realizzare una copertura del teatro di Eraclea Minoa da diversi tempi, diciamo,
che purtroppo non è fruibile alla gente. Il mio contributo è portare la mia esperienza di quello che si fa di coperture archeologiche di protezione in Grecia. Io mi sono occupato anche con questo settore di protezione con coperture di tutti i tipi, cominciando da coperture piccole, più grandi, coperture che fanno praticamente anche degli edifici. Creano un edificio, così come sono stato gentilmente invitato qua a parlare della mia esperienza delle coperture in Grecia, ma anche parlare delle coperture che sono state in Europa, in tutto il mondo, degli esempi e tanto ponendo un problema dell'impostazione progettuale e alla fine diventerò un po' più concreto sull'eventuale copertura del teatro di Eraclea Minor.